Allora, sono stato incuriosito da un post che ho letto da parte di un amico che conoscevo ad Alghero e che si è trasferito. Lui si chiama Manuel Carta, ce l'ho in collegamento in questo momento con noi. Eccoti Manuel, ciao, come stai? Bene, 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 bene. Senti, com'è? Mi Infatti, senti, mi senti bene forte o... ti sento forte, 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 forte? forte. Perché sei lontanissimo, diciamo dove ti trovi. Attualmente sono a Belfast e vivo a Belfast, che è la capitale del Nord Irlanda, a 2500 km da casa. Perché dici attualmente? Attualmente non mi rimango qui, nel senso attualmente, nel senso che sembra ieri che sono andato via, sembrava un viaggio fatto così. E invece sei rimasto. Sì, sì, ho messo i chiodi. Senti, tu hai una storia che mi ha incuriosito molto, quindi probabilmente io verrò su a raccontarla all'interno dell'edizione europea della ricerca dei Quattro Mori, perché tu sei un bel personaggio, sei un ragazzo di qualità, molto intelligente, inutile che ti faccia un sacco di lodi, perché tanto chi ti scoprirà lo vedrà. Io però ti ho chiamato per diversi motivi. Allora, uno era questo. Hai postato poco tempo fa e ho visto che hai fatto un post perché probabilmente in molti ti chiedono come si può fare per trasferirsi e la tua risposta è stata eloquente e soprattutto molto pragmatica, nel senso che oggi si parla di tanto, però poi la realtà è quella che tu scrivi nel testo. Vogliamo prima di cominciare a capire che lavoro fai, cosa fai, qual è stato un po' il sunto del testo, dai? Tu ce l'hai forse là davanti? Sì, ho una parte, tre quarti, perché non sono riuscito a vedere tutto. Comunque, sì, in pratica io ho avuto gli ultimi 4 anni in Italia, ho avuto una brutta esperienza, nel senso che ho lavorato ho avuto una bellissima esperienza in comunità terapeutiche di tossicodipendenti, alcolisti, ludopatici, e anche di, come si dicono, adesso mi vengono le parole in inglese. Vabbè, tu di anche in inglese, noi capiamo com'è. In sarda non ti viene più niente in lingua sarda. Ricordiamo che tu sei partito dalla Sardegna, parli di Italia, ma tu sei sardo. Di dove esattamente? Tardissimo, di Alghero. Di Alghero. E quindi? E quindi niente, quindi ho lavorato nelle comunità, ho cercato lavoro, ho lavorato io da quando avevo 15 anni che lavoro, ho sempre lavorato tanto, mi è sempre piaciuto, e lavorando come operatore nelle comunità ho avuto una brutta esperienza, perché sai com'è, le cooperative vanno, vengono, muoiono, chi perde l'appalto, chi non ha soldi, una cosa e l'altra. Alla fine mi sono guardato in faccia con mia moglie e ho detto, qui vedendo la televisione, vedendo mille cose, ho detto l'unica cosa da fare per dare un futuro ai figli è quella di partire con un biglietto senza ritorno. Senza ritorno. Quindi tu hai preso questa decisione di andartene perché avevi trovato un po' una situazione che non ti piaceva più sotto l'aspetto professionale, giusto? Assolutamente, assolutamente, anche perché il lavoro qui, dice sempre la mentalità in Sardegna, il lavoro lì in Sardegna purtroppo lo devi cercare un po' col lanternino, devi conoscere Tizio per poter avere il calcio nel sedere, per poter entrare lì, e ti devi mantenere saldo a quel lavoro senza sgarrare di una virgola. Ansia. Ecco, ricordiamo intanto tu in che ambito sei? Che lavoro facevi in Italia e che lavoro fai anche lì? Io attualmente in Italia io lavoravo come operatore sociosanitario nelle comunità di detenuti, di tossicodipendenti. Qui chiaramente il mio inglese era un po' arrugginito, perché io sono venuto in Inghilterra nel 2006, sono stato 1 annetto e mezzo, facevo la guardia lavoro di sicurezza qui, e quindi avevo un inglese arrugginito, quindi l'unico lavoro che posso fare è un lavoro basico prima di sfoggiare le mie arti qui. E allora ho riniziato a fare l'OS, ma dopo pochissimi mesi mi hanno aumentato la qualifica, qui si chiama Care Assistant, a Senior Care Assistant, quindi a coordinatore degli operatori sociosanitari, fino a lavorare addirittura per un'agenzia che recluta dei care assistant, dei senior care assistant, per poter andare a gestire alcune realtà, quindi in questo caso alcune cliniche.
Ecco, nel tuo post tu davi dei consigli anche a coloro che ti chiedono continuamente come fare per venire via, e parlavi un po' dei pro e dei contro di questa scelta. Da cosa inizio? No, vai in ordine cronologico per come è il tuo post. La prima parte l'hai già detta, in pratica avevi una situazione che ti metteva in condizione anche di non arrivare a fine mese in realtà in Sardegna, e quindi hai scelto di voler partire perché comunque stavi cominciando anche a non essere più contento di quello che era il futuro tuo e della tua famiglia. E da lì cosa è successo? È successo che... Andando avanti col tuo post, cosa è successo? Sì, quando tu stai anni e anni comunque cercando di, come posso spiegartelo, di mettere i soldini da parte, di organizzarti la vita per le tue cose, quando succedono queste cose devi togliere tutti i soldi dalla banca per pagare gli stipendi che non ti danno al lavoro, o che si dimenticano di darti per mesi e mesi, o che fanno finta che non hanno soldi e poi magari ce li hanno. Quindi ho dovuto prendere i piedi e scappare via, come si dice ad Alghero, prendere i piedi. E quindi lì nel post tu prosegui alle persone che ti chiedono un po' di informazione, come prosegui nel post? Cosa racconti? Ma guarda, lì sei stato molto realista, crudo e sincero in quello che hai scritto. Sì, perché purtroppo qui non è neanche un bel posto, nel senso è un bellissimo posto, però non so se qualcuno se lo ricorda, negli anni 70, 80, 90 e tuttora c'era la guerra, e tuttora c'è questa benedetta cattolici protestanti che si scornano, ogni tanto si ammazzano, si sparano, si mettono qualche bomba sotto le macchine della polizia. Adesso è un pochettino più calmo, però non è mai stato un ambiente molto semplice e tranquillo. Però è anche vero che il posto sembra strano, però l'ambiente più friendly, lo chiamano così, di tutto il Regno Unito. Qui costa tutto molto poco. Pensa che una casa 3 piani come questa, 4 camere da letto, uno studio, garage, 2 bagni, la paghi £650, cosa che a Dublino o a Londra tu paghi 650 soltanto una piccola cameretta da dividere con la casa in altre 6 Adesso quant'è al cambio? 1,12. Quindi stiamo parlando di... È scesa molto la sterlina perché c'è questa Brexit, quindi di conseguenza... Quindi tu dici, io mi sono trasferito comunque in un po'... Fa caldo lì, Manuel? Fa caldo, ma non è che stiamo facendo un collegamento col Sudafrica, no? Si è invertito un po'. O hai portato tu il sole? Hai portato tu il sole? Vale, c'è il sole, si fa bene. Dicevi che prima di partire bisogna essere comunque disposti a lasciare che cosa? Tutto. Devi lasciare... Noi siamo isolani, anche qua sono isolani, ma noi abbiamo un attaccamento alla terra che penso sia uno degli unici, perché staccarsi dalla famiglia, staccarsi dagli amici, dagli affetti, dagli tuoi hobby. Io non so se qualcuno se lo ricorda, ma ho organizzato e creato il Crime Scene Sardegna, che era un evento annuale con i migliori big sul mondo forense. Tuttora mi occupo comunque del mondo forense e sto cercando di organizzare qualcosa qui ci sono molte più possibilità. Quindi quando devi lasciare un'associazione che ho creato come Agriambiente Sardegna, un'associazione a livello nazionale, quindi ho lasciato veramente tantissimo, con un groppo al cuore, però giustamente la sopravvivenza è, anche e soprattutto per la tua famiglia, è quella di dire basta, io non posso sopravvivere, devo vivere, quindi di conseguenza ho voluto fare questo salto, ripeto, lungo 1500 km, che mi lega in quest'altra isola adesso, perché se mi chiedi vuoi tornare indietro, ti direi sì, una settimana d'estate con i soldi in tasca per le ferie. Ormai ti sei abituato, ma c'è possibilità secondo te, imparando, capendo, arricchendosi un po' dall'esperienza fatta all'estero, poi un domani di tornare e di mettere a disposizione dell'Italia di ciò che hai imparato, di ciò che... È difficile, perché a parte che qui hanno un sistema nazionale, un sistema sanitario nazionale totalmente diverso, e hanno comunque un sacco di cose molto diverse. Sono avanti sotto molti punti di vista e sono indietro sotto molti altri. Non sto qua adesso a dire che cosa, però
Ci sono cose che noi rimaniamo così, che sembrano scontate, per loro sono molto cinici, sono molto perfettini, altre cose che per noi sono importantissimi, come l'igiene negli ambienti, per loro è una cosa che si può anche sorvolare sotto molti punti di vista, quindi bisogna un po' adattarsi. Però tutte le informazioni, tutte le esperienze secondo me sono importanti comunque da condividere con tutti. E sarebbe solo da stupidi, apro parentesi, come fanno molti sardi: sì vabbè, ma quello lo fanno gli altri, fallo fare a loro, noi sappiamo come fare. Secondo me è una cosa che ci limita, dobbiamo un po' viaggiare, dobbiamo imparare a viaggiare, a conoscere altre culture, a non stare limitati nel nostro recinto. Ma non è solo un problema di noi sardi, è un problema di tutti gli italiani questo. Gli italiani, quelli che viaggiano si vedono quelli che sono diversi da quelli che stanno sempre a casa. Ma ti senti di fare una critica ai tuoi concittadini, non dico algheresi, ma sardi in generale, sugli atteggiamenti e i comportamenti che hanno in Sardegna stessa? Io leggevo un tuo post, per quello che ti faccio questa domanda. Leggevo che dicevi noi siamo un popolo straordinario, però dobbiamo anche farci un'autocritica. Sì, non ricordo bene il pezzo, però un'autocritica io la farei, perché qui... Era il posto dove raccontavi di aver invitato in Sardegna degli amici, però già con problemi degli aerei e compagnia bella. No, allora, lasciamo perdere il problema degli aerei, che gli aerei è una cosa secondo me fondamentale. Cioè, non poter scendere in Sardegna, cioè dovrei prendere 1 o 2 scali per scendere in Sardegna. Cioè, noi veramente abbiamo delle cose impressionanti, ma io parlavo anche con mia moglie. Adesso non è perché io sono legato alla Sardegna così in maniera morbosa, mi viene il nervoso perché veramente qui non hanno nulla. Cioè, in confronto a noi, a livello storico, a livello geografico, a livello di terreno, di archeologia, sì, hanno qualcosa, ma noi abbiamo nuraghi che sono dispersi nelle campagne dei pastori, che nessuno risalta. Cioè, potremmo vivere di rendita per 1000. Tu facevi questo esempio nel post: qui sono in grado di valorizzare la pietra e l'acqua come fosse un paradiso. Noi che non abbiamo, io cito proprio a memoria quello che ho letto nel tuo post, e mi ha colpito perché in un certo senso c'è un po' una malinconia nelle parole che dici. Sì, perché diamine, cioè, io sono aspetta, mi piace fare metal detector. In Sardegna non si può fare il metal detector se non stai a 500 metri almeno da ogni sito archeologico. Impossibile, perché ogni 10 metri c'è un sito archeologico. Qui sì, perché di siti archeologici non ce ne sono tanti come da noi. Se noi valorizzassimo almeno un decimo di quello che abbiamo, faremo veramente... vivremo tutti tranquilli. Senti Manuel, ma c'è necessità davvero di andare via dalla Sardegna per fare questo tipo di valutazioni? Oppure tu già quando eri in Sardegna riuscivi a vedere, ad avere già un'analisi di questo tipo, a farla già? Io ti faccio l'esempio semplice del mondo della criminologia. Mi sono battuto tantissimo. Perché? Ecco, fai un riferimento. Perché la criminologia? Perché ho cercato di creare in Sardegna la capitale europea delle scienze forensi, quindi volevo creare non solo col Crime in Sardegna, ma anche con altri eventi, quindi una sorta di meeting internazionale annuale dove tutti i maggiori esperti di scienze forensi si incontravano. Avevamo organizzato l'impossibile, tra l'amministrazione comunale, migliaia di cose. Non ci siamo riusciti, abbiamo fatto 3-4 eventi splendidi con centinaia di persone, siamo riusciti a insegnare a più di 1000 studenti le scienze forensi tramite grossi video. Siamo legati alle leggi, legati alle regole, legati ai vizi di forma amministrativi. Non si può, devi per forza, secondo me, uscire ogni tanto e vedere le cose da un'altra prospettiva. Senti, ma quanto è importante secondo te per la Sardegna, per l'Italia, ma per la Sardegna nel dettaglio, il fatto di fare delle esperienze all'estero per poi portarle come ricchezza appunto nel territorio? Questo chi lo deve fare? Lo deve fare solo chi esce, va in vacanza e torna, o anche chi si è trasferito all'estero e ha nel cuore ancora la sua terra? Domanda cattiva? Però uno dice, perché uno ci prova sempre a farle queste cose, però è un vizio sardo nostro
quello spesso di stare a casa, criticare, tagliare le gambe al prossimo e poi non fare nulla di fatto. Quindi penso che sia, se noi avessimo la possibilità di viaggiare molto di più, e ripeto, era bellissimo quando pagavamo 10-20 euro per un biglietto con la Ryanair per andare da qualche parte, lì ricordo che c'era già un'apertura mentale molto più ampia. Sembra così, ma se si viaggia, se si conoscono altre culture, si capiscono altre culture, quindi le si apprezzano e le si rispettano di più. Di conseguenza le porteresti anche in tutte. Senti, ormai stiamo finendo. Mi interessava argomentare un po' di questo tuo post, un po' di questa tua esperienza, che sono stato un po' vago anche perché poi si vedrà molto nel reportage che gireremo quando poi verrò da te. Quindi molte cose non te le posso chiedere e mi sono limitato solo a una breve intervista veloce come questa. Però ecco, come rimani? Chiudiamo in due modi. Allora, anzi, due chiusure avrei con te. Una è quella, è questa domanda: adesso come fai? Come ti interfacci? Come sei presente in Sardegna abitando all'estero, e quanto sei presente? Perché tu abiti lì, ma io mi sono accorto dopo che tu eri andato via, perché per un bel po' di mesi sembrava tu fossi anche in Sardegna. Sei molto attivo. E la seconda te la dico dopo. Ho ancora gli Esculapiani aperti come associazione nella creazione di eventi, seguo tante altre realtà, però purtroppo alcune le ho dovute lasciare perché giustamente non sei presente alle riunioni, ancora non c'è questa cosa di fare le interviste via Skype, certo, di fare le riunioni via Skype. Certo. Senti, vabbè, l'ultima cosa, ho visto un video dove stavi suonando un pianoforte, quindi tu sei anche bravo sei anche bravo musicista, non lo sapevo. Sì, mi piace il piano, la chitarra da una vita, suono chitarra, pianoforte e canto, una passione da piccolino ereditata da mia mamma. Quindi suoni anche... Ha imparato quando viveva alla NATO in Belgio, perché lì insegnava a scuola, e quindi quando è arrivata in Italia mi ha espulso e poi mi ha insegnato a suonare la musica.